Scalici. Appena ci spieghiamo le nostre cose, dobbiamo avere da farsi. Per una volta e per tutte. Lo avete sentito? Adesso vediamo quello che dobbiamo fare. Mi sembra giusto. Giusto. Esatto. Mi stai facendo impazzire! Allora, Gaetano, quando possiamo avere una vita felice? Io sono preoccupata per te e per noi. Dimmi quando, Gaetano, quando? Ti ho portato nel nostro posto e devi rovinare sempre tutto. Sempre. Mi fa impazzire. Perché ti ho detto che ho le ultime situazioni da sbrigare. E poi saremo felici. Come tutte le coppie del mondo. Fidati. Chiara, perché vedi? Purtroppo a tuo fratello non sto così tanto a cuore, evidentemente. Lui ha scelto un'altra vita. Io di questa non voglio farne parte. Mi dispiace. Ma avete capito chi mi ha cercato? Chi? Marco. Marco. Sì. Ma tu scusa, non stavi con Giuseppe, quel ragazzo che lavora in Guarda chi banca? si rivede! Guarda! Piuttosto, sempre alle storielline su Gaetano Scalici dovete andare dietro. La volete dare una bella svolta alla vostra vita? Ma che vuoi dire? Spiegati meglio. Ecco, il solito Gaetano Scalici. Vediamo un po' che gli passa per la testa. Forse, ragazze, ci vuole suggerire di collaborare con lui. Volete vedere che ho capito tutto? È arrivato lui ora nella nostra vita e improvvisamente ci risolve tutti i nostri problemi. Boom! Devo parlare 2 minuti, ci allontaniamo. A disposizione. Allora, l'amico tuo è venuto al bar e ha sparato a mio fratello, a tuo cugino, hai capito? Ha sparato pure a me, non so come sono rimasto vivo. Non ti ho mai chiesto niente, cugino, lo sai. Ma questa volta ci devi pensare tu, però. Professore Seniano, non aggiungere più altro. Ora me la spiego io, vai. Vai. Ci conto, cugino. Ciao, ragazzi. Ti ho voluto incontrare, zio, per chiederti un consiglio. Perché ritengo sei la persona più giusta. Dopo tutto quello che è successo con gli Scalia, io intendo sapere dove sono. Capisci, penso io. Ogni volta che ti vedo mi ricordi sempre quel galantuomo di tuo padre. Buonanima. La calma è la virtù dei forti. Ma tu in questo momento non ce l'hai. Ma non ti preoccupare, Danozzo. Tengo anche io a cuore le sorti della famiglia. Gli Scalia la devono pagare. Don Enzo è la persona giusta che ci può dire tante cose. Basta andarci a parlare. E poi tu sai quello che dovrai fare. Che ti avevo detto io? Tuo zio è una garanzia. Giuseppe!
devo chiedere un occhio il mio nome. Devi vedere solo dai, basta solo Serena, prendila! Vai! Samuel, se tutto va come deve andare, presto saremo tutti felici. Per sempre. Lo spero tanto, davvero. Dai, andiamo a giocare. Dai, andiamo. Ascoltatemi bene, abbiamo pensato che oggi vi porteremo a fare una bellissima gita. Che dite? Sì! Salve. Salve. Prego. Ero venuto qui per rilassarmi. Poi osservavo tutti questi bambini e mi domandavo: ma cosa ci fanno qui? No, perché lei non sa dove ci troviamo. Lei non sa che luogo è questo. Vede, questo è il vecchio orfanotrofio del paese, dove vengono accolti bambini con grossissimi problemi. Pensi che alcuni di loro, tra i più sfortunati, hanno avuto addirittura i genitori uccisi. E ora si ritrovano qui, soli e abbandonati da tutti. Noi ci impegniamo per trovare soluzioni per loro, ma non è facile. Don Enzo, finalmente ci incontriamo. Gaetano, ma allora è vero quello che sento dire in giro? Rilassati, guarda che bel sole, che bella giornata. Noi che abbiamo la fortuna di essere nati in Sicilia, ci basta questo per rilassarci. Ci piove per rilassarsi. Hanno bisogno della camomilla al timo, della tisana a fenocchio. Voi una tisana a fenocchio, che poi camomilla al timo. Ma che schifo è questo timo? Comunque cambiamo discorso. Sono informato di tutto e ti posso dire che i picciotti che ti interessano si incontrano il giovedì pomeriggio alle fabbriche vecchie, quindi c'è bisogno che ti dico altro e poi farai pure una bella cortesia alle famiglie. Don Enzo, grazie mille, ci rivediamo presto. Siete rimasti isolati da tutti.
Certo, ormai tutti sanno che siete mafiose. Nicole, fra non molto la tua sorellina sarà proprio come te. Non verrà calcolata da nessuno. Ma voi che sapete di noi? Nessuno può sapere. Nessuno. Io e mia sorella siamo come nostra madre. Non abbiamo colpa. Mio padre e mio fratello, in fondo, non li abbiamo mai capiti. E non li capiremo mai. E neppure quello che combinano. Non è giusto essere giudicate solamente per essere le figlie e le sorelle di. Non possiamo per sempre soffrire per questa situazione. Non è giusto. Basta così. Voi due non sapete niente, tornate a giocare, non sono discorsi per voi. Tanto tra qualche anno me ne andrò e mia sorella verrà con me. Sarà tutto diverso. Però adesso smettetela. Ti prometto che non soffriremo più. Facciamo una cosa veloce. Buongiorno Peppi! Salve. L'attività procede bene. Senti,
Tu sei la persona più giusta per diffondere la notizia della morte di Agostino Scalia. Deve girare questa cosa, si deve conoscere questa situazione. Tutta la Sicilia lo deve sapere. Tanto qua vedi tante persone e conosci tanta gente. A posto. Anto, stai sereno. Prenditi una provola, un capit di salame o un po' di carne. E ricorda che i lavori in mano a me non falliscono mai. Entro 24 ore, la Sicilia intera saprà che Agostino Scalia è morto. A tua sorella non ci pensi più? Mi stai trascurando troppo. Ormai per te esiste solo Gaetano. Tutti parlate, ma solo io so chi è realmente. Lo sentiste? Lo sentiste? Morì Agostino Scalia, morì! Lo sentiste? Morì Agostino Scalia, morì! Laura, hai saputo la notizia? È morto Agostino Scalia. Ah, che si sa, la notizia sta girando. Fabio! Lo sentisti Scalia? Agostino Scalia è morto. Ma ti rendi Senza conto? parole, davvero, senza Non parole. ci sono parole. Non c'è più un mondo, non c'è Assurdo, più mamma mia. incredibile. Non ho veramente parole. Assurda questa cosa, veramente Ma come assurda. si fa? Buongiorno Gaetano. Vedi, se ti abbiamo detto di venire qui è perché c'è una questione di estrema importanza di cui dobbiamo assolutamente parlare. Gaetano, ci è stato detto che devi andare a Roma urgentemente. Chi ti vuole vedere ha delle cose importanti e troppo delicate da riferirti e può farlo solo di presenza. Che fai stasera di bello? Ma nulla di particolare, a cena a casa di amiche. Buongiorno, mi dica. Ci sta il signor Andrea qua. Sì, ma è all'interno, in sala massaggi. Vuole che glielo faccia uscire? No, ci penso io, non ti preoccupare. Dove va da solo? No, mi scusi, non può entrare così. Sono venuto per delle informazioni. Che ti fa una lampada?
No, massaggio, io ho finito, eh. State zitta, non mi fa perdere tempo. Mi manda Gaetano Scalici. Dice che mi dovete dare una notizia. Guarda che quello che te sto per dire a Gaetano mi sa che non gli fa piacere. Di che stai a parlare? È una cosa molto complicata. Vedi, il nostro Agostino Scalia mica è morto, è vivo. E so pure 4 giorni che se ne va in giro per Roma, tranquillo, pensa un po'. E buongiorno signora! Giovanna! E allora andiamo a noi. Per domani andiamo a colpo sicuro. Stai sereno, sarà tutto perfetto. Ci siamo. Che vada in pace. Mi raccomando, fammi bello come sempre. Come al solito, lo sai che sei in buone mani. E io ci tengo ad apparire in un certo modo. Ed io sono qui per questo. Ehi, che fai? Perché non vai a giocare con gli altri bambini? No, non mi va. Io sto bene da solo. Per i fatti miei. Lasciami stare.
Eccomi qua. Da oggi gli affari non si fanno più con Agostino Scalia, ma con Gaetano Scalici. E ogni volta che dovete vendere le vostre opere in Francia, dovete parlare con Messier Antoine Benac. Ben detto. Merci beaucoup Gaetano. Tu as compris, madame? Veramente io non vorrei fare nessun affare, né con voi e né con quell'altro. Vorrei essere lasciata in pace da tutti. Grazie, gentilmente. Riccardo, abbiamo proprio mangiato benissimo. Ci vediamo il mese prossimo. Ti aspetto. Qui dentro è come fare bingo a Las Vegas, Samoni, sbrighiamoci. Salve! Ciao!
oggi cosa hanno da dirci questi cari amici? Vediamo un po'. Ti abbiamo fatto venire qui per capire bene certe cose. Noi tutti ci chiediamo, dato che Agostino Scalia è morto, come mai lo zio Scalia è stato ammazzato? Questo solo tu ce lo puoi spiegare. Sta faccenda non è chiara per niente. Vediamo di spiegarla bene. Signori, mi avete scomodato. Ma per cosa? Se voi sapete bene che dal conflitto a fuoco Agostino Scalia è morto, mi spiegate voi che motivo avevo avuto io di uccidere suo zio? Avanti.
Amore, vedi dopo questa fantastica giornata? Io ti avevo detto che ti sorprendevo ed eccoci qui. Io ho deciso di collaborare con la giustizia, così possiamo andare via lontano ed essere felici. Non me l'aspettavo, sono felicissima. È da giorni che sei così. Che succede? Mi devo preoccupare? Avevo 15 anni e la fame mi prendeva a pugni. Io sono cresciuto con quella polvere. Sai quante volte l'ho respirata? E se sono arrivato a questo punto è perché mi sono stancato di respirare quella polvere. Mi sono stancato di ricevere pugni allo stomaco. Non ti ho mai visto così. Sto in ansia per te. Guarda quei bambini, sono felici, stanno giocando. Io non ho mai giocato così, come Agostino. Noi stiamo diventando vecchi. E cosa possiamo fare di più per il nostro figlio? E poi ti rendi conto, anche le nostre figlie ormai sono cresciute. Sanno tutto. E anche i loro amici stanno cominciando ad isolarle e ad allontanarle. Commissario, da qualche tempo qua si respira un'aria che a me non piace affatto. Secondo me è opportuno che lei se ne vada per un po' di tempo. Mi ascolti? Lo penso anch'io. Questo luogo non è più sicuro. È il caso che trovi altre soluzioni. Di andar via. Buonasera, donna Piera. Buonasera. Vi chiedo scusa per il disturbo, però ho delle cose sconvolgenti da dirvi. Gaetano Scalici ha saltato il fosso. Ha deciso di collaborare con gli sbirri. Ah, così è. Ora mia figlia ne risolve tutti i problemi. Il nostro Gaetano ben presto avrà un bel regalino. Guarda che se fanno non lo so, c'è un coppio di strada a destra e ammazziamo a tutti.
Nella vita poco importa sapere dove l'altro sbaglia, perché lì non possiamo fare nulla. Importante sapere dove noi sbagliamo, perché è lì che possiamo fare molto. Cominciamo col fare ciò che ogni giorno è necessario, ciò che ogni giorno dobbiamo, poi ciò che è possibile. E all'improvviso ci sorprenderemo a fare ciò che prima appariva impossibile. Ci sono cose che ti cerchi e cose che ti vengono a cercare. Non le hai scelte tu e talvolta nemmeno le vorresti, ma arrivano. E a quel punto non sei più uguale. Qualsiasi soluzione tu scelga, ti cambia comunque. E tu hai solo la possibilità di scegliere se in bene o in male. Un brutto capitolo non significa che la tua storia sia finita. Forse iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo, dopo ogni piccolo gradino che scendiamo, ci rendiamo conto di com'era pericoloso e dannoso stare fermi. L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri di più della vita stessa. Comincia ad essere adesso ciò che vuoi essere domani. Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. E ricorda, solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio.
Gaetano.